lavorando, tagliando con la smeriglio su dei pezzi di ferro, deve essere andata via una scintilla e è partito da quello l'incendio. Una scintilla durante le fasi di lavorazione di un gruppo di operai che per conto di Terna stavano dismettendo una linea elettrica. Così il direttore delle operazioni di spegnimento spiega l'origine dell'incendio che in poche ore nella tarda mattinata di oggi è divampato e si è propagato in un'area di circa 400 ettari sopra mezzo canale in Val di Zoldo. Sta arrivando l'elicottero della regione, l'elicottero antincendio, lo vedete in questo momento ed è l'unica possibilità che in questo momento si ha qui a mezzo canale per spegnere l'incendio che è divampato attorno alle 11:30 di questa mattina, in una zona particolarmente impervia, la vedete, molte rocce, sta bruciando sottobosco, i vigili del fuoco si sono inerpicati con le pompe lungo questo pendio, ma è impossibile intervenire da terra e si sta aspettando l'intervento di un ulteriore elicottero. I primi ad intervenire i vigili del fuoco di Belluno con il personale volontario della Val di Zoldo, poi gli uomini dell'antincendio boschivo della regione arrivati da Soverzene, a bordo strada con il naso all'insù il proprietario di una baita lambita dalle fiamme. Questa mattina stavo facendo legna quando ho visto del fumo e sono venuto qua e è iniziato a partire l'incendio. Il vento non sta dando una mano, anzi le fiamme, nonostante i continui lanci d'acqua dall'alto, si autoalimentano e i timori aumentano. Sto aspettando per vedere gli eventi come vanno. È preoccupato? Oddio, la preoccupazione c'è sempre perché ho le galline, praticamente la mia attività si svolge qua. L'assessore veneto Giampaolo Bottacin segue lo sviluppo degli eventi in costante contatto con il personale della regione che opera sul posto. Siamo qui fino a stasera, prima all'imbrunire, dopodiché l'elicottero non può più operare, torneremo domani mattina in ogni caso per fare la bonifica, per verificare se l'incendio ha ripreso durante la notte, insomma, perché si potrebbe infiltrare nel terreno e quindi dopo riprendere qualche ora dopo, un giorno dopo, e ogni incendio ha la sua storia.